In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Schifani Coldiretti è ormai scontro frontale. Lo scontro di Coldiretti con il presidente Schifani è ormai esplicito. Preoccupato dalla manifestazione di agricoltori e allevatori di martedì e dal presidio permanente davanti alla regione, Schifani cerca di accelerare i contributi per il foraggio anche versandoli tramite le associazioni, ma Coldiretti respinge il tentativo considerato uno scaricabarile. La morte del marito della Donato, omicidio o suicidio? La morte di Angelo Onorato, marito della parlamentare europea della Democrazia Cristiana Francesco Donato, continua ad essere un mistero. Omicidio o suicidio? Sembra che nessuna delle due ipotesi prevalga. Nessuna traccia per l'omicidio, nessuna reale motivazione per il suicidio. Svelata la statua di Santa Rosalia. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il parroco della cattedrale Don Filippo Serullo hanno svelato ieri la statua del 400° festino di Santa Rosalia, che apparirà il 14 luglio nelle strade di Palermo. Scolpita in miniatura in argilla dallo scultore Filippo Sapienza, è stata riprodotta in 3D a grandezza naturale. La Vardera e il giustizialismo senza rimorsi. In un impeto giustizialista l'onorevole Lavardera attacca facendone nome e cognome un dipendente di un gruppo parlamentare avversario che non ha commesso alcun reato ma è solo sospettato di essere stato consumatore occasionale di cocaina. A nostro parere l'onorevole non poteva farlo e da giornalista potrebbe aver commesso una violazione della deontologia. Il Movimento 5 Stelle propone sottomissione dei deputati al gruppo. 2 deputate del Movimento 5 Stelle all'Ars hanno presentato un disegno di legge che prevede sanzioni per i cambiacasacca. Parlano di loro stessi. Nella scorsa legislatura all'Ars 9 deputati su 20 del Movimento 5 Stelle hanno lasciato il gruppo e al Parlamento nazionale 175 su 333. I cambiacasacca sono quindi quasi tutti 5 Stelle e pensano di trattenerli con una leggina? 1200 indiani a Palermo per un matrimonio. A Palermo sono attesi 12 aerei per 1200 ospiti indiani. Mercoledì prossimo verranno trasferiti al porto dove li attende la nave da crociera Celebrity Ascent. Un altro matrimonio super VIP con Palermo luogo di ritrovo. Sono le nozze del figlio del magnate indiano Mukesh Ambani. Confagricoltura, assicurazioni per siccità e alluvioni. I danni della siccità al sud e in Sicilia e quelli delle alluvioni al nord sono gravissimi. Secondo Confagricoltura va posto il problema della gestione del rischio, favorendo la diffusione delle polizze assicurative e riducendo il costo a carico degli agricoltori, accelerando così le procedure di ristoro dei danni. Scuola, educazione, legalità e diritti. L'assessorato regionale dell'istruzione ha stipulato un protocollo d'intesa con l'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Obiettivo una più approfondita conoscenza delle libertà fondamentali, dei diritti e dei doveri costituzionali e l'educazione alla cultura della legalità fin dai banchi di scuola. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.